Ecco, buongiorno Elena, buongiorno Alessandro. Vi ho cercato un po' perché come Centro Servizi di Volontariato stiamo facendo un giro fra le associazioni, gli enti, i servizi che si occupano un po' del terzo settore e come CTA, Coordinamento Territoriale d'Ambito della Carnia, io che sono la facilitatrice, ho pensato di coinvolgere voi per l'area dell'handicap e quindi questo specifico settore che in questo momento sta avendo un grosso impatto con questa situazione d'emergenza che stiamo vivendo. Vorrei intervistarvi e vorrei chiedervi anche la disponibilità dopo a divulgare questa vostra testimonianza proprio perché sia un po' da esempio di buona pratica e anche supporto un po' per il resto del mondo dell'associazionismo. Il tutto con i social, attraverso il nostro sito, così. Siete d'accordo se facciamo questo lavoro? Sì, Sì. senz'altro. Ottimo, ottimo, vi ringrazio anche per la testimonianza che darete. Beh, io vi conosco ormai da un po' di tempo e mi piacerebbe un po' che vi presentiate la vostra realtà. Elena, vuoi cominciare tu? Benissimo. Allora, io sono Elena Beorchia, sono presidente dell'Anfas Alto Friuli Onlus, che è un'associazione di familiari di persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, che ha sede a Tolmezzo, ma diciamo che opera su tutto l'Alto Friuli. Purtroppo in questo momento abbiamo dovuto da un lato interrompere, noi non gestiamo servizi direttamente, ma abbiamo diverse azioni progettuali e due sportelli, che sono lo sportello per l'amministratore di sostegno e lo sportello, diciamo, di informazione e ascolto. Purtroppo abbiamo dovuto sospendere, il servizio di sportello dell'amministrazione di sostegno è rimasto in funzione per le cose urgenti, che infatti continuano a esserci per tutte le persone che hanno bisogno di protezione, quindi amministrazione di sostegno, tutela, curatela, mentre l'attività, diciamo, progettuale, quella con tutti interventi di tipo riabilitativo, educativo e aggregativo soprattutto, hanno dovuto chiaramente essere sospesi già dall'inizio del mese di marzo, alla fine di febbraio, inizio marzo. E penso che ci vorrà parecchio tempo prima di poterli riattivare, quantomeno quelli che erano un po' però il nostro fiore all'occhiello, cioè centro di aggregazione, le gite sul territorio regionale, quindi le uscite che i ragazzi facevano in autonomia dalle famiglie, eccetera. Mentre penso che sarà molto più facile riprendere in tempi anche non lunghissimi, speriamo subito a maggio, insomma, le attività individuali, tutte le attività individuali, quindi musicoterapia, laboratori sulle emozioni, laboratori con l'utilizzo del computer, eccetera, che prevedendo un intervento di tipo individuale potranno, ritengo, essere ripresi in tempi abbastanza brevi. Da oggi comunque abbiamo ripreso l'attività, cioè anche le dipendenti sono tornate in sede, pur a porte chiuse ovviamente, per fare tutto quel servizio di assistenza telefonica e per via telematica, insomma, chiaramente, alle famiglie che lo richiedono, ma anche che non lo richiedono, perché purtroppo le famiglie, soprattutto quelle più lontane nei paesi e con difficoltà magari anche di collegamenti internet, eccetera, hanno i maggiori problemi in questo momento, insomma, mentre le famiglie di Tolmezzo e quindi che hanno i servizi vicini che hanno potuto attivare, dei servizi domiciliari, servizi di assistenza per i ragazzi che frequentano ancora la scuola, quindi gli assistenti all'autonomia che comunque vengono a casa e consentono
disabile intellettivo di accedere al computer e di fare la lezione a distanza con l'insegnante di sostegno e con gli altri, con il resto della classe, insomma. Devo dire che questo ha potuto essere attivato facilmente a Tolmezzo e nelle zone in cui c'è una copertura e per quelle persone che erano dotate di attrezzature adeguate. Purtroppo in Carnia non dappertutto questo è stato possibile, no? E Certo. quindi anche servizi tipo videochiamate in piccoli gruppi per chi accedeva ai servizi di vario genere, di tipo diurno, diciamo, servizi anche di aggregazione, non parlo solo del CSRE o delle varie appunto comunità di rinascita o altro in diurno, ma anche Stazione Arcobaleno, sto pensando, Villa Cavour, eccetera. Sono stati creati dei piccoli gruppetti e fanno delle videochiamate quotidiane con un educatore, però non tutte le persone con disabilità intellettiva sono in grado di fruire di questa modalità, no? Purtroppo. E anche sull'intervento domiciliare, che pur, devo dire, i nostri servizi hanno attivato con molta celerità, avendo sott'occhio tutto il panorama nazionale, so che non è stato assolutamente così e non è così dappertutto. Purtroppo non tutte le famiglie hanno aderito, perché magari ci sono problematiche all'interno o patologie o particolari fragilità all'interno della famiglia che sconsigliano l'accesso dall'esterno di educatori che vanno e vengono, eccetera. Quindi per quanto io sono convinta che l'intervento anche domiciliare è stato fondamentale, lo è stato per mio figlio, ma anche per tanti altri che abbiamo continuato a seguire su WhatsApp, sui vari social, sui vari gruppi, via mail, eccetera, mandando materiale e altro. Non tutte le famiglie si sono sentite di aderire a questa offerta che effettivamente i servizi hanno fatto. E quindi lì magari ci sono delle problematiche diverse e anche dei problemi di equilibrio psicofisico maggiori dei ragazzi e dell'intera famiglia, della tenuta della famiglia, anche perché ci sono persone che erano abituate a frequentare i centri o i vari servizi, anche i nostri, i vari progetti, diciamo, e che adesso invece hanno i ragazzi a casa tutto il giorno e magari sono anche genitori anziani e con difficoltà. Certo, io approfitto di questo assist che hai lanciato per chiedere ad Alessandro un po' che presenti la sua realtà, ecco che quindi Alessandro tu sei, correggimi se sbaglio, il direttore della comunità di rinascita di Tolmezzo. Sono il presidente della cooperativa sociale Comunità di Rinascita. Poi nel nostro interno abbiamo un direttore sanitario che ha appunto delle responsabilità diverse per quanto riguarda tutto l'aspetto sanitario. La Comunità di Rinascita nasce nel 79 come associazione con 3 persone che arrivano da Udine, anche se originarie del territorio carnico, perché volevano sostanzialmente essere protagonisti un po' della loro vita, e con questo progetto qua pian piano crescono le cose, cambiano gli spazi, crescono il numero delle persone che vengono coinvolte, volontari, lavoratori. La cosa poi si complica un attimino dal punto di vista anche legislativo fiscale, quindi per maggior chiarezza abbiamo pensato di trasformarci in cooperativa sociale per avere una chiarezza da questo punto di vista qua. Quindi siamo cooperativa sociale dal 2015, accogliamo circa 20 persone tutto sulle 24 ore, più 10 persone che vengono nel servizio diurno, gestiamo anche il centro diurno, sempre su convenzione con l'azienda sanitaria che fa questa cosa qua in regime di convenzione, sì. Sì, no, ma per conto del servizio sociale dei comuni. Sì. Questo servizio qui è stato chiuso perché per le questioni che sappiamo. Questo ha comportato insomma una serie di problemi per alcune famiglie, soprattutto quelle che hanno delle difficoltà oggettive insomma legate alla loro situazione o alla gravità della situazione che si trovano ad avere in casa.
Ci è stato chiesto di intervenire in questo senso e l'abbiamo fatto cercando di farlo rispettando la sicurezza, insomma, certo, reciproca delle persone. Per quanto riguarda tutti gli altri, cerchiamo di restare un attimino in contatto telefonico, perlomeno per sentire come stanno andando le cose, sperando anche che questa situazione non si protragga più di tanto, perché come si sa uno riesce a tenere magari un mese o due, però se dovesse diventare più lunga, chiaramente la cosa diventa insopportabile, insomma. certo, C'è molta paura ancora per alcune famiglie, quindi chi può, per quanto riusciamo a vedere noi, insomma, preferiscono restare al sicuro all'interno del loro nucleo familiare. E cerchiamo appunto di mantenere questo contatto per avere un monitoraggio della situazione, per cercare di dare comunque un supporto, no? Anche semplicemente sì, una chiacchierata, sappiamo quanto può essere importante in questo momento dove le persone si sentono anche tanto sole. certo, Abbiamo certo, rafforzato i servizi rivolti all'interno perché chiaramente la situazione di stress, di tensione si è riversata molto al nostro sì, interno e siamo per ora riusciti a contenere, insomma, no? Facendo delle cose in più, ovviamente, delle cose che normalmente non sono previste, allungando i tempi di presenza degli educatori piuttosto che degli assistenti, no? E certamente i ragazzi vogliono fare l'unica cosa che non possono fare, cioè quella di uscire a farsi magari due passi, andarsi a bere un caffè o chiacchierare con chi passa per strada. Questa cosa non si può fare, questo ovviamente è l'unica cosa che loro vogliono continuare a fare e quindi col rischio anche di non vedere tutto il bello che ci può essere in questo momento. Per fortuna abbiamo un giardino abbastanza, poi abbiamo delle giornate bellissime neanche a farlo certo, apposta, no? certo, E, e quindi questo, insomma, tutto questo serve per riuscire in qualche maniera a vivere un po' meglio questa situazione che è sicuramente difficile, più difficile per qualcuno certo, magari, anzi qualcuno gradisce perché vede più gente girare, insomma riesce. Però ci sono tante piccole cose che non si possono più fare. Noi abbiamo la fortuna di avere anche il prete all'interno, quindi i nostri sono i pochi che riescono ad avere anche la messa certo, diciamo così, durante le domeniche, soprattutto durante il tempo di Pasqua, no? certo, E quindi da questo certo, punto di vista qui sta andando tutto bene. Poi sì, è chiaro, manca il cinema, manca il bar, certo. mancano tutte le La cosette quotidianità, di no? contorno che magari ci sono e che vengono sospese perché anche le associazioni che collaborano con noi ovviamente hanno sospeso le loro attività e quindi anche noi non possiamo partecipare, però abbiamo Certo, cercato anche di comunicare, per esempio, con il gruppo degli anziani, comunicare attraverso i mezzi che abbiamo, quindi mandando delle lettere, hanno scritto sui giornali in questi giorni appunto che c'è stato questo tipo di contatto con le case di riposo, che è stato molto gradito ovviamente perché a questo punto qualsiasi tipo di contatto e di vicinanza dobbiamo accontentarci, non possiamo certo, abbracciarci, non possiamo salutarci come facevo una volta e forse non potremo farlo anche dopo, magari, anche quando magari le cose saranno cambiate, però certo. insomma è una vicinanza che in qualche maniera dà anche speranza, insomma, ecco. Esatto. Senti, se dovessi un po' pensare a uno slogan, una frase che possa richiamare al futuro, ecco, Sì. e quindi la prospettiva che avremo davanti nei mesi estivi e che possa anche accogliere un po' l'interesse e il coinvolgimento di persone nuove, di nuove forze anche a impegnarsi nel sociale e soprattutto nell'ambito in cui operi tu cosa diresti, ecco, in questo momento? Allora, cambierei intanto la frase che tanti di noi hanno scritto, andrà tutto bene, speriamo che vada tutto bene, però guardando a livello globale dobbiamo cambiarla per forza, dobbiamo dire andrà quasi tutto bene. Eh, E abbiamo riscoperto in questo momento di difficoltà quanto le persone che lavorano con noi, anche gli ultimi arrivati, siano molto attenti e tengano moltissimo le persone che vivono in questo posto qua e di questo mi sento di ringraziarli tutti, forse non lo faccio mai abbastanza quando ci vediamo sui corridoi.
E direi che questo dobbiamo forse cambiare un attimino, cioè anche dobbiamo riuscire a essere vicini anche se saremo chiamati a stare un po' più lontani, quindi veramente a comunicare magari in maniera diversa, anche più con uno sguardo, con un sorriso, sperando che la mascherina non ci sia più, che quindi il sorriso si veda, e con altre gestualità, altre cose che possano in qualche maniera comunque avvicinare le persone, no? È chiaro che avvicinare nuove persone per quanto riguarda la nostra realtà in questo momento penso sia difficile, cioè in questo momento dobbiamo proprio dire no, anche i familiari Sì, purtroppo, no? Già da tempo abbiamo detto ai familiari non potete entrare perché dobbiamo cercare di limitare il più possibile, quindi sì, per quanto riguarda il futuro vedremo anche in questo senso cosa si potrà fare e dovremo valutare un attimino anche quali sono i rischi e certo, tenerne conto perché sappiamo, come abbiamo visto purtroppo nelle case di riposo, quanto sia pericoloso per una realtà come la nostra. certo, È una cosa, una scelta sbagliata o anche la sfortuna, perché ci vuole anche fortuna o certo. sfortuna in queste Certo. cose qua, cambia radicalmente poi Sì. tutto quanto. Ci sarà un mondo completamente diverso, un nuovo modo di esprimersi, un nuovo modo anche di fare volontariato, di fare servizio, di approcciare anche a questo settore, diciamo, del volontariato, dell'impegno sociale. Elena, tu cosa dici? Come Ma vedi la tua io prassi? credo che partendo da quello che diceva Alessandro, no? Noi per quello che vediamo come associazione abbiamo proprio percepito che quello che è venuto a mancare è proprio l'inclusione, perché mentre una comunità residenziale come la loro quantomeno può vivere all'interno, seppur rinchiusa e quindi senza poter attivare tutte le attività esterne che erano di cui solitamente beneficiavano. Tutte le altre persone con disabilità che sono a casa con la loro famiglia hanno perso completamente il rapporto inclusivo, sia quelle che andavano a scuola, sia quelle che avevano i tirocini lavorativi o le vecchie borse lavoro, che frequentavano i centri diurni, in cui comunque, seppur con tante difficoltà che tutti conosciamo, riuscivano ad avere un momento aggregativo e di inclusione. Quindi io farei un appello, penso che dovremo rimodulare, visto che ci vorrà molto tempo prima di poter riprendere quantomeno queste attività di inclusione e di aggregazione, che sono quelle paradossalmente delle quali i nostri ragazzi hanno più bisogno e che noi ci sforziamo di promuovere in maniera più incisiva. Potremmo fare veramente un appello ai giovani che non possono avvicinarsi fisicamente, non lo potranno chissà per quanto tempo, ma che sono molto più fantasiosi e molto più capaci di lavorare attraverso i social, con gli strumenti digitali, eccetera, per creare magari per pensare insieme alle associazioni dei canali di comunicazione con l'esterno, no? Con gruppi di giovani che possono essere sia i compagni di classe piuttosto che altre persone che possano essere interessate e creare un po' dei gruppi virtuali, quantomeno per coloro che hanno delle disabilità che consentono almeno l'utilizzo di questi strumenti. E quindi io credo che qui i ragazzi che ci battono veramente, ci danno 10-0 su anche sulla fantasia digitale, possano forse scoprire nuove forme. E io veramente mi sento di fare un invito, perché i nostri ragazzi patiscono tantissimo la mancanza di relazione. Spesso loro hanno bisogno del contatto fisico, l'ha già detto Alessandro, no? Hanno bisogno di abbracciarsi, di toccarsi, di baciarsi, cose che non sono possibili, però quantomeno farli sentire un po' meno soli, magari con dei gruppi, creando dei gruppi anche sui social, con gli smartphone, con i tablet, con i computer, eccetera, e
cercare di trovare qualche forma di comunicazione anche con l'esterno, secondo me potrà rendere un momentino più accettabile la ripresa, che comunque sappiamo sarà molto lenta, appunto. Certo, Prima certo, probabilmente dovremmo completamente ripensare alcune delle certo, nostre attività, perché appunto tutte le attività aggregative io ho estremi dubbi che possano riprendere in tempi brevi, anche per la difficoltà di far rispettare le misure di, certo. le distanze, le misure di distanziamento sociale, l'uso della mascherina, il non avvicinarsi, toccarsi, lo starnutire, Certo, il certo, fare certo. tutte queste cose che per le persone con disabilità intellettiva diventano veramente difficili da gestire, da rispettare, no? Grazie Elena. Allora, ci hai proiettato veramente in un futuro che sarà nuovo, che sarà diverso, che dovremo inventare. Io vi ringrazio molto per la disponibilità e ci ritroveremo sicuramente in altro modo, in modo nuovo, forse anche in un modo più bello, in altre Sì. situazioni. Grazie e ciao a tutti. Mandi. Grazie a Ciao, te, grazie. ciao, 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 ciao. ciao.